CDA del Polo Universitario di Agrigento, Armao nuovo presidente, si conferma Di Maida, poi c'è un farmacista e un cardiologo, Vaccaro e Minacori, segno che è l'ultimo tentativo per rianimare la struttura. E la similitudine non è malvagia, nel senso che la situazione che stiamo prendendo in mano è una situazione veramente difficile, ma quello che mi ha indotto ad accettare questa sfida, perché è una sfida, è stata la determinazione del sindaco e del presidente della Camera di Commercio, che hanno voluto, insieme all'intera città, al cardinale, alle istituzioni pubbliche che avevano spinto in questo senso, dato un chiaro segnale di rilancio. L'attività che ha svolto il precedente Consiglio di amministrazione, la cara collega Maria Immordino, è stato un lavoro importante di risanamento, di eliminazione di sprechi, di disfunzioni, un lavoro molto puntuale. Da questo partiamo con un'analisi economico-finanziaria di quello che c'è, ma soprattutto di quello che si potrà fare. Il rilancio finanziario, il rilancio dell'offerta formativa, da dove deve ripartire? Questo rilancio passa per una riconsiderazione del ruolo del CUPA ad Agrigento, non come polo dell'Università di Palermo, polo decentrato dell'Università di Palermo, ma come entità, come struttura, come livello attorno al quale può operare tutta la formazione, l'alta formazione nella provincia di Agrigento. Si è discusso sulla struttura, se mantenere questa oppure spostarsi nel centro storico. La prima cosa che faremo è tagliare tutto quello che risulta superfluo ad una struttura universitaria che, ripeto, ha come unico e principale obbligo quello di dare il massimo dei servizi alla propria utenza, cioè ai nostri studenti. Ovviamente non la riguarda direttamente perché è una situazione del passato, ma la Guardia di Finanza ha acceso i riflettori su questa università, in particolare sulla questione dei soldi che l'Università di Palermo dice di vantare su quella di Agrigento e sono diversi milioni. Su questo, se come credo si instaurerà un contenzioso, saranno i giudici a occuparsene e poi quando arriverà la sentenza si vedrà chi ha torto e chi ha ragione. Non credo che questa cosa si possa risolvere attraverso un defatigante negoziato che finora non ha portato a nulla, se non appunto a far crescere questo debito o credito che sia. Riguardo ai componenti del CDA, manca un nome, lo dovrà fare la Regione. Sì, auspichiamo che si proceda nel più breve tempo possibile. La Regione svolge un ruolo importante di grandissima responsabilità per il CUPA e evidentemente attraverso la Regione speriamo che si esprima una professionalità del livello che questo Consiglio proprio nella sua proiezione verso il rilancio vuol dare. Al Comune di Agrigento spetta un arduo compito perché rimane socio di maggioranza, quindi ha una grossa responsabilità nel traghettare questo consorzio nel futuro. L'Università di Agrigento deve mettere seriamente radici ed avere soprattutto prospettiva. L'università accompagna i processi di sviluppo delle comunità e il fatto che per esempio questo nuovo bando sulle periferie degradate vede il Comune di Agrigento partecipare con l'università che fa da motore su alcuni asset e ne guida anche alcuni aspetti di progettazione è indicativo di questo, indicativo del fatto che il Comune, la città vuole l'università e l'università vuole la città. È evidente che noi ambiamo ad avere un'offerta formativa che possa essere la più larga possibile e laddove ci siamo più volte confrontati con Armao anche prima che venisse nominato, cioè noi dobbiamo guardare ad ampio spettro, avendo come chiaro l'esigenza dell'università ma non avendo preclusioni di nessuna sorta, perché l'obiettivo principe deve essere sostanzialmente l'offerta formativa la più vasta possibile da assicurare agli agrigentini ma soprattutto all'area più vasta.